150 tonnellate di plastica e reti da pesca, salvati dal mare dall'inquinamento dei fondali dell'Adriatico e delle nostre spiagge. E anche questo il bilancio, visto dall'altra faccia della medaglia, di un anno di attività di pesca a Pellestrina. La Giunta Comunale di Venezia ha trovato una soluzione per lo smaltimento, con tutti i crismi del caso, di questa notevole quantità di rifiuti. Tutto è partito da una richiesta delle stesse cooperative di pescatori di Pellestrina. Il delegato del sindaco alle isole e alla pesca Alessandro Scarpa Marta spiega come è stata affrontata e risolta la spinosa questione. Grazie a una delibera di giunta voluta dal sindaco e dall'assessore De Martini siamo riusciti in un anno a raccogliere 150 tonnellate di reti da pesca, grazie alla collaborazione con Veritas e soprattutto ai pescatori. Importante l'impegno di Veritas, l'azienda municipalizzata del comune che si occupa della raccolta rifiuti. Stiamo parlando di reti in plastica, precisamente quelle che contengono le cozze, quindi è materiale plastico, che vengono raccolti su dei cassonetti personalizzati, ogni cooperativa, ogni pescatore ha la sua chiavetta, e vengono poi trasportati con dei ferrybot nella sede di Veritas. Notevoli i vantaggi per l'ambiente a nostro beneficio e anche delle future generazioni. Tutto questo al fine di garantire un bene per l'ambiente, per la nostra salute e soprattutto per le nuove generazioni.